un grande ruolo spetta a ciascuno di noi. Abbiamo visto quanto è faticoso, quanto è facile, come dire, far salire i contagi con condotte più o meno sconsiderate o poco ponderate, e come sia difficile tornare indietro. È il momento della responsabilità e così come il governatore Zaia ieri anche il prefetto di Treviso Maria Rosaria Allaganà si unisce all'appello ai cittadini, veri attori di questa nuova ripartenza. L'invito è a non avere fretta di tornare ad una normalità perché un passaggio troppo repentino rischia di essere illusorio. Il giallo per definizione è un po' come l'arancione, è qualcosa che ti deve mettere sull'allerta, no? Si usa anche nella messaggistica della protezione civile e quant'altro, quindi non è un liberi tutti, abbiamo già fatto forse in parte un po' questo errore che direi è trasversale, c'è questa voglia di scollarsi tutto in fretta, però va capita anche la situazione e soprattutto bisogna dar tempo ai vaccini di fare loro la campagna vaccina, di fare il proprio corso. Superata la prova del 9 per scuola e trasporti, l'attenzione ora si sposta sui locali. Possono aprire le serrande ma rimane la chiusura fissata per le 18, come l'obbligo di mascherina. L'attenzione delle forze dell'ordine sarà concentrata su evitare situazioni di assembramento. Se prolungati nel tempo costituiscono veramente un pericolo. Io so che in passato il mio appello a farsi in qualche modo anche promotori di una sorta di educazione del cliente è stata giudicata un po' eccessiva, ma è proprio questo che serve, cioè i gestori che tanto hanno sofferto dovrebbero, ecco, capire quando il comportamento magari involontario, spensierato dei clienti può mettere in difficoltà loro stessi, che si crea all'interno del locale una situazione che la legge non consente, e se passano le forze dell'ordine non possono che intervenire.